Prende il via nel Nuorese il ricco calendario di eventi di Le Parole di Grazia, il percorso culturale diffuso che dal 22 al 24 maggio 2026 celebra il centenario del premio Nobel a Grazia Deledda. L'iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro, dal Distretto Culturale del Nuorese e dal Comune di Nuoro, coinvolgerà ben 20 comuni del territorio, con oltre 32 appuntamenti. Il programma prevede reading letterari, visite a tema, laboratori per grandi e piccoli, concerti e spettacoli teatrali, tutti ispirati a 12 parole chiave del lessico delediano. Durante le 3 giornate i visitatori potranno accedere ai luoghi della cultura del territorio gratuitamente o con tariffe ridotte. Questo sarà possibile grazie al passaporto culturale, distribuito gratuitamente insieme a una borsa in tela, esclusiva con illustrazioni di Daniela Spotto. Tra i luoghi centrali dell'evento ci sarà il Museo Delediano di Nuoro, gestito dall'ISDRE, attualmente al centro di interventi di ampliamento e rinnovo dei servizi. La manifestazione rappresenta anche un importante traguardo per il tavolo degli istituti museali del distretto culturale del Nuorese, che festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Sarà un fine settimana 22, 23, 24 maggio ricco di appuntamenti. Le Parole di Grazia, questo è il secondo grande appuntamento per la città di Nuoro, che festeggia il centenario della sua amata scrittrice Grazia Deledda. In collaborazione col Distretto Culturale e con la Camera di Commercio siamo riusciti a fare rette con il territorio con il coinvolgimento di ben 32 musei.